20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta come ogni sera, l'attualità di Antenna 3. Questa sera abbiamo deciso di dedicare il tema alle moschee, chi ha paura delle moschee, perché è argomento di cui si sta parlando molto in questi giorni, dedicato ovviamente il dopo, diciamo, approvazione della legge così definita anti-moschee, il dopo quel che è accaduto a Venezia con la chiusura chiesta e pretesa da molti residenti per quel centro di preghiera, nel quale, tra l'altro, al quale si rivolgevano anche i kosovari arrestati perché, secondo l'inchiesta, preparavano attentati a Rialto. Anche a Treviso se ne è parlato molto nelle ultime ore, con un quartiere che non vuole i centri abusivi, così definiti. Di questo e molto altro parliamo. Saluto subito gli ospiti. Federica Pietrogrande, Lega Nord a Padova, buonasera, ben trovata. Buonasera a voi, grazie. E con lei Alessandro Gheno del Partito Democratico di Treviso. Buonasera a tutti. Allora, vi faccio subito vedere quello che abbiamo raccontato oggi a Treviso. Prima, tra l'altro, di sentire anche il commento del governatore Luca Zaia, che oggi era impegnato al Vinitali, ma è intervenuto su quel che riguarda appunto la legge delle moschee. Facciamo un passo indietro. Quello che raccontano in un quartiere di Treviso era la nostra apertura questa sera con una commerciante davvero arrabbiatissima. Sentiamo. Io non condivido, non sono d'accordo e non mi piace questo movimento di gente che sporca, che fa danni e che veramente ci ha rovinato la via. Ah, guarda, sono qua, sono due a far circolare un po' tutti quanti. Che senso? Questi fatti che succedono qua. Chi sono? Cosa fanno? Quella fiducia del non detto, storcendo il naso, rischia di rompersi per sempre anche nel cuore di Treviso. Dopo lo shock a Venezia per la moschea di via Fogazzaro, frequentata dai presunti jihadisti finiti in manette, i kosovari che preparavano l'attentato a Rialto. A volte si ha dei sospetti con tutte queste robe che si in giro. Però ci educati, nessuno, anche perché la gente non fa trapelare niente, se per caso che fosse. Se vogliamo essere cattivi. Molti scelgono di parlare poco e senza essere inquadrati. Viale Brigata Marche, da tempo quegli spazi abbandonati sopra il supermercato sono punto di ritrovo per i musulmani, luoghi di preghiera non ufficiali, e ora che una legge sulle moschee c'è, molti chiedono controlli. Con noi non abbiamo mai avuto a che fare, vengono, pagano il dovuto e vanno via, nessun problema. Non c'è nessun problema perché agli altri non dà nessun problema. Buona gente saluta. Ma non c'è nessun problema per gli altri. Opinioni contrastanti dunque. Qui si mettono anche a giocare a cricket nel parco vicino, ci racconta un residente a spasso con il cane, ma per altri è diversa l'opinione. Quando comunque hanno destinato quel centro preghiera che una volta era qua dietro, basta, via vai e continui. Io ogni giorno scendo, sputi, carte, del tutto qua, per cui è invivibile. Non porta niente di buono, invece gentaglia che gira. Allora che no, per cavalleria cominciamo da Federica Pietrogrande. Intanto questo è il racconto di oggi a Treviso, opinioni contrastanti, lo ha sentito, chi ha la paura dopo quello che abbiamo visto raccontato anche nel mondo, in Europa poi negli ultimi giorni, di qualcosa che non si conosce, cosa dice? Ma più che paura di qualcosa che non si conosce, secondo me c'è la paura di qualcosa che si conosce. Se è sì vero che non tutti i musulmani sono anche terroristi, è vero il contrario, e cioè che tutti gli estremisti islamici sono musulmani. Quindi è evidente che questo tipo di situazione, che ormai è diffusa in Europa in maniera molto evidente, generi timore anche in Italia. I fatti di Venezia e quindi l'attentato sventato evidentemente dimostrano come quello che la Lega Nord sostiene da sempre, cioè che purtroppo siamo anche noi a rischio attentato. Siamo a rischio attentato, c'è un'immigrazione assolutamente ingestita e ingestibile,
che può portare con sé anche persone che poi hanno delle finalità terroristiche, che magari non si fermano in Italia, ma come il caso della Germania prendono e vanno e si diffondono in Europa, però resta il fatto che il problema esiste e bisogna affrontarlo. Pieno? Lei che comunque conosce, credo, anche la zona, quindi Treviso, sì, ecco, cosa dice? La conosco. Beh, credo che le generalizzazioni siano pericolose, nel senso che non possiamo creare delle fratture, perché dobbiamo prendere atto che ormai si è in una società di fatto, anche dal punto di vista religioso, pluralista, e quindi piaccia o non piaccia dovremo appunto convivere con anche confessioni religiose diverse. Credo appunto che ci sia già tutto, diciamo, nella nostra Costituzione, diciamo, la direttiva da seguire per governare il fenomeno, cioè libertà religiosa naturalmente, però anche rispetto delle nostre leggi e anche del sistema valoriale che è legato alla Costituzione, che è il patto di tutti i cittadini che sono tenuti a rispettare. Però di fatto come non rispettassero queste leggi o meno, perché c'è poca certezza sui finanziamenti, come sempre si dice, c'è una legge adesso che è intervenuta proprio per spingere i sindaci a interessarsi, cioè capire, essere loro ad autorizzare questo tipo di luoghi. Cosa dice? Sì, allora il ministro attuale degli interni si è già mosso già da tempo su questa linea, e tant'è che appunto è stato creato un patto, diciamo, con la consulta delle comunità islamiche, e ha in questo, diciamo, nel voler governare questo fenomeno ha intrapreso la strada che è quella, diciamo, che è tracciata anche nella Costituzione, cioè quella delle intese fondamentalmente. Quindi lo Stato deve dialogare con le confessioni religiose, e nel patto appunto che è stato stipulato sono previste molti aspetti positivi, appunto tracciamento anche dei finanziamenti delle moschee, perché se noi ci limitiamo semplicemente a dire no, non si fanno, rischiamo appunto queste situazioni, diciamo, anche un po' a margine, nel senso che difficili da controllare e lasciate un po' all'iniziativa appunto delle singole comunità, in cui anche non è chiaro da chi sono composte queste comunità, quali sono le provenienze, e invece appunto anche con il patto che è stato promosso dal ministro ha proposto appunto un elenco nazionale degli imam, quindi chi si propone di fare il ministro di culto per la religione islamica appunto deve essere una persona che ha determinati requisiti, insomma. Però soddisfa questo, cioè anche l'intervento del governo su questo? Ma certamente l'intervento del governo era necessario, è un punto di partenza, però sta di fatto che è fondamentale ricordare come purtroppo la gran parte delle moschee sono gestite da imam improvvisati. È per quello che non sono d'accordo quando il collega parla di libertà di culto. Certamente la libertà di culto è la libertà di professare una religione, non certamente di creare di reclutare possibili estremisti, e molto spesso queste palestre che vengono destinate a moschea diventano esattamente questo. Quindi gli accordi si potranno fare eventualmente con gli imam che professano correttamente la loro professione, che lo svolgono, e sono certa che esistano anche questi. Il problema è non tanto costoro, ma gestire quelli che hanno dei fini completamente diversi dal culto, ed è esattamente il motivo per cui nella legge regionale Zaia aveva introdotto anche il dovere di parlare in lingua italiana. Sermoni in lingua italiana. Allora, saluto e ringrazio Abdallah Khesraji, che è presidente delle comunità islamiche del Veneto. Khesraji, ben trovato. Sì, buonasera. Senta, nei giorni scorsi abbiamo sentito subito la sua opinione ed è fortemente contrario alla legge cosiddetta antimoschee, no? Ricordo bene? Ma ovviamente il dialogo è stato avviato 1 anno e mezzo fa anche con Zaia, abbiamo cercato di confrontarsi su certi punti per poter anche avviare anche un processo diciamo interreligioso, anche concreto, però non è mai stato attuato, e
troviamo sorprendenti con queste leggi che praticamente non fa altro che incoraggia la clandestinità. Io sono a favore di centri con maggior, diciamo, anche autorizzazioni, con maggior diciamo rapporto sanitario regolare, tutto, ma se non ci sono condizioni, se non ci sono aperture culturali, se non ci sono leggi a favore di questo, perché anche la legge regionale condanna anche il rapporto di edilizia e di culto, non ci sono più diciamo spazi destinati al culto e questo praticamente non dà possibilità a nessuno di svolgere. Queste persone non sono dei terroristi, sono dei lavoratori che hanno maggior diritto come... Certo, però a Venezia è successo diversamente, cioè Khashoggi, quello che ha portato a galla l'inchiesta è che questi ragazzi kosovari di fatto frequentavano tra l'altro un centro contestato dal quartiere di via Fogazzaro a Mestre, e alla fine si è arrivati praticamente alla chiusura, e questi sono i presunti jihadisti, no? Allora, con il maggior rispetto a chi sta facendo l'inchiesta, è che l'inchiesta non è ancora conclusa e quindi concretamente non ci sono ancora elementi che dimostrano questo, è tutto praticamente in aria, per dire. Io non sto difendendo nessuno, giustamente siamo noi per primi a collaborare, però qui ci sono quasi 150.000 musulmani, non possiamo condannare tutti questi 150.000 musulmani per 3 persone. Questo certo, aspetti che Khashoggi, Pietrogrande, volevo chiedere. Federica Pietrogrande, la Lega Nord di Padova. No, nessuno intende condannare nessuno, si intende regolamentare, ma credo che sia un principio di civiltà, un principio di pacifica convivenza. Se tu entri in un paese ti devi anche cercare di adeguare a quelle che sono le regole che vigono in questo paese, anche soltanto il rispetto, lo dicevo prima, del pregare in una lingua che sia comprensibile per tutti gli altri cittadini. Francamente mi sembra che non ci sia nulla di offensivo nei confronti come richiesta. Voi avete sempre lanciato questi slogan anti-moschee, anti-musulmani, anti-lingua. Ma a lei fa comodo dire che a lei fa comodo tacciare la Lega di razzismo, ma non è così. Non abbiamo mai, di poche vostre abbiamo visto poca collaborazione. Tante persone hanno parlato soltanto perché queste portano consenso elettorale ma e niente altro. Assolutamente no, guardi, perciò lei si sbaglia, lei sta utilizzando degli argomenti che non hanno tra l'altro nessun significato, perché noi non abbiamo mai detto che non ci devono essere, abbiamo detto che devono essere regolamentate, è una cosa molto diversa. Questo siete voi purtroppo, perché quello che ha portato un maiale a Padova non era un Mariella Mazzetto, era un leghista. Senta Khashoggi, le chiedo un'ultima cosa sulla parte di questa legge che chiedeva i sermoni in italiano. Lei era d'accordo? No, io sono d'accordo, e se voi andate agli archivi dei giornali, io l'ho lanciata quasi 10 anni fa, l'ho lanciata questa cosa, eravamo primi a dire queste cose, sermoni in italiano, la formazione degli imam, erano questi i nostri anche progetti, ma 10 anni fa, non oggi, prima che praticamente lo siglano anche con la comunità musulmana e il Ministero degli Interni. Perciò noi siamo a disposizione, vogliamo collaborare,
viviamo qui, ormai i nostri figli sono qui, quindi bisogna che gli altri aprono gli occhi e pensano che in qualche modo... E dice Pietro Grande, perché allora non si è realizzato questo progetto? Khesragi, perché allora non si è fatto? 10 anni che ne parlate, non ho visto grandi risultati, come mai? Forse non c'era nessun interesse, nessuna volontà? Ma lei credo che non frequenta le moschee perché non sa se parliamo in italiano o parliamo in arabo. Beh, guardi, se lei mi può garantire che... già la sua idea, credo che lei... Se lei può dire con certezza che in tutte le moschee si parla italiano, credo che francamente stia dicendo qualcosa che non corrisponde al vero. E allora perché alla moschea di San Donà di Piave, perché è venuto fuori quel caso se non fosse le persone che traducono tutte le sermoni e tutte le cose? Ma tradurre è una cosa diversa dal parlare la lingua italiana, cioè lei lo capisce da solo che stiamo facendo due discorsi completamente diversi. La lingua italiana ha un significato, se lei intende inserirsi in una civiltà, io non vengo in Egitto a parlare in italiano e pretendo che tutti mi comprendano, siamo d'accordo? Non mi pare che ci siano un numero di chiese cattoliche o di luoghi di culto cristiano così sviluppati nei vostri paesi, sono o andato sbaglio? diverse volte in chiesa e diverse volte ho sentito i preti che predicano con la lingua latina perché forse col latino certi versetti vengono meglio. Il Corano è scritto in arabo, tutti i sure sono in arabo e quindi le persone non... Ma cioè cosa intende Khesragi, che non va bene neanche il latino? Cioè Khesragi, lei cosa dice? Che intende che non va bene neanche il latino per i cristiani cattolici? No, io sono talmente aperto, anche se lo fanno in zingaro sarai molto contento. Bene, Khesragi, la ringrazio intanto, buonasera. A lei, grazie, al Presidente della Comunità Islamica del Veneto Abdallah Khesragi. È già il tempo della pubblicità, tra poco rivedremo invece quello che è successo a Venezia e il commento di Luca Zaia, tra poco. Sentire quel che è accaduto a Venezia, che non dalla telefonata che ha ascoltato con Khesragi, cosa pensa? Questo progetto anche che sottolineava Pietro Grande forse non è mai stato attuato in questi anni, insomma, dei sermoni in italiano? Allora, sui sermoni in italiano mi vede favorevole, nel senso che faceva parte anche appunto del protocollo d'intesa che ha redatto il ministro Minniti e credo che sia giusto, nel senso che intanto fa sentire appartenenti alla comunità italiana anche queste persone, perché molti di loro sono italiani a tutti gli effetti. E poi perché appunto consente anche delle opere, diciamo, consente e favorisce anche l'opera eventualmente di controllo sul tipo di predicazione, insomma, che possono fare questi imam, specialmente appunto se ci si trova di fronte a degli imam fai da te e non si prosegue su quella strada appunto di creare appunto un albo dei ministri di culto, insomma, alla quale possono accedere solo persone che abbiano un determinato tipo di formazione, insomma, e che quindi siano considerati idonei, insomma, Vediamo che cosa dice il prefetto, scusate, di Venezia dopo gli sviluppi delle ultime indagini. Zaia lo sentiamo dopo, prima il prefetto, proprio per capire via Fogazzaro che cosa succede. Fissato per mercoledì l'incontro tra la comunità bengalese e il comune di Venezia. In gioco c'è molto: riportare la calma nella zona di via Fogazzaro, a Mestre, dove nelle ultime settimane residenti da un lato e bengalesi dall'altro hanno fatto trapelare una certa insofferenza, ma anche individuare un luogo adatto alla preghiera di questa comunità ben inserita nel tessuto sociale di Mestre, ma anche decisa ad arrivare a una sorta di protesta di piazza pur di vedere riconosciuti i propri diritti alla preghiera. Era stato il prefetto, viste le numerose irregolarità, a diffidare i bengalesi dal continuare a considerare moschea quel locale inadatto alle preghiere collettive. Dalla prefettura ora l'invito è quello a abbassare i toni, nella convinzione che una soluzione si troverà. Il Comune ha dato la massima disponibilità per cercare di trovare una soluzione condivisa. Mi sembra che da ambo le parti comunque ci sia un rispetto delle posizioni, è ovvio che la legalità deve essere rispettata da tutti.
I bengalesi avevano affermato di aver già individuato un luogo alternativo in periferia, anzi in zona industriale a Mestre, lontano da abitazioni e negozi, ma era impossibile utilizzarlo senza le necessarie autorizzazioni. Le trattative sul luogo sono in corso, afferma il prefetto, e la protesta può, anzi deve, essere evitata. Ho appena parlato con il rappresentante del consolato bengalese, ha detto che sono dichiarazioni sul momento, ma sono tutte persone estremamente calme, equilibrate e ben inserite nel territorio veneziano, e quindi sicuramente si troverà una soluzione. E sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Luigi Brugnaro, convinto che una soluzione si possa trovare, vista anche la moderazione della comunità interessata. D'altra parte non si può pregare a voce alta e quindi disturbare i condomini alle 5 del mattino, afferma Brugnaro. Vanno rispettati i diritti di tutti. Il fatto che si parli di una comunità islamica non cambia assolutamente nulla. Avete presente, cioè, quelle quartieri in cui nei giorni scorsi sono comparsi gli striscioni, quei manifesti, quei lenzuoli appesi per dire, insomma, che bisognava chiudere questa moschea? No? No, bisogna trovare i luoghi adatti e idonei appunto a consentire l'esercizio della libertà di professare la propria fede. Vuol dire chiuderne molti degli attuali però, no? Anche in virtù di questa legge. Vuol dire molti sono definiti abusivi. Però, appunto, bisogna in realtà trovare delle alternative, cioè non si può lasciare la comunità musulmana senza dei luoghi di culto. E questo, diciamo, perché un atteggiamento di ostruzione genera una frattura che in realtà può favorire l'emergere di comportamenti devianti all'interno delle comunità stesse. Sì, beh, non può neanche essere che ci sia una sorta di ricatto, cioè o faccio quello che voglio oppure io comincio con proteste piuttosto che altre azioni illegali. Ben veniva spiegato nel servizio prima, è una questione di legalità, cioè nessun italiano si sogna di creare delle comunità di culti anche che ne so, paradossali, non so, piuttosto che satanici, eccetera, in luoghi e la polizia resta a guardare. No, non funziona così. Tutte quelle che sono le devianze. Si possono mettere sullo stesso piano, dice che nel senso che ha citato anche sette sataniche, non è questo il caso. Ma ecco. No, sto dicendo che parlando di una delle principali religioni che viene creato come una sorta di riunione carbonara segreta e non intellegibile a tutto il resto della cittadinanza, francamente è discutibile e nessuno consentirebbe questo tipo di azione a degli italiani. Siamo d'accordo su questo? È l'atteggiamento di rifiuto della Lega che tende a portarli ai margini. Guarda, se io domani creo nel mio studio un luogo di culto e decido che è il culto della divinità Pietro Grande, ecco, certo, immagino. Qualunque, no? Dove allevo i miei adepti, onestamente non corrisponde a dei canoni di legalità, non lo potrei fare e qualora qualcuno lo venisse a sapere, ovviamente avrei anche tutta una serie di conseguenze. Io chiedo che ci sia lo stesso trattamento anche per gli altri, non possono essere. Come è stata formulata la legge potrebbe creare problemi anche dei gruppi di famiglie che si trovano a casa di qualcuno a leggere il Vangelo, cioè stiamo parlando di una legge che diciamo è nata con un determinato intento politico anche, che però può creare del disagio anche ad attività dei culti delle religioni che sono presenti da tempo. Ma onestamente è una questione di ordine pubblico, non credo che nessuna persona sana di mente andrebbe a incidere o comunque possa ritenersi in pericolo o turbato da un gruppo di famiglie che leggono insieme il Vangelo, anche perché è sempre successo e non mi risulta alla cronaca che nessun vicino di casa si sia lamentato perché... Così come se nessun vicino di casa di un centro culturale si dovesse lamentare, allora non sarebbe necessario l'intervento allora a questo punto, o no? Se non creasse delle pericolosità e dei criteri di allarme sociale, cioè in questo momento il problema è tutelare tutti. Sentiamo il presidente del Veneto che oggi commenta appunto la legge. Io non entro nelle dinamiche di questo fatto e penso che se il Comune ha fatto questa scelta ci saranno delle motivazioni. Dall'altro dico che qualcuno si è inorridito perché noi abbiamo fatto la legge per gli luoghi di culto. Questa ne è una dimostrazione, i luoghi di culto. Tu prega tranquillamente il tuo Dio, ma lo preghi dove il Comune decide che puoi farti un luogo di culto. Vale per i musulmani, vale per gli ebrei, vale per i cattolici, vale per i cristiani in generale, vale per tutti. Geno?
Diciamo, su una dichiarazione così, diciamo, ampia, diciamo, in parte si può anche essere d'accordo. Però lei sottolineava quella stortura, la definisce così, insomma, all'interno della legge. Sì, Ce ne sono altre a vostro avviso? Sì, diciamo che la Regione in questo modo qua, in modo surrettizio, appunto regolando in realtà degli aspetti di urbanistica, fondamentalmente è entrato su un argomento che in realtà... Spazi, parcheggi, luoghi, esatto, no? Per capire se lì va bene o no. È entrato su un argomento in realtà che dovrebbe competere allo Stato nella legislazione, quindi se ogni regione comincia ad entrare sul tema e con orientamenti diversi, anche c'è il rischio, diciamo, di una gestione caotica del gestione fenomeno. caotica, il rischio, perché ogni regione fa la sua legge sulle luoghi di culto. Ha passato un vaglio costituzionale, che significa che è assolutamente legittima e validissima. Penso anzi che verrà utilizzata da altre regioni che faranno dei provvedimenti sulla falsariga. D'altronde il problema è che se il nostro Stato non interviene, le regioni devono fare il loro per tutelare i cittadini. Lo trovo un dovere oltre che un diritto. Niente, ribadisco quello che ho detto, nel senso che appunto è un argomento su cui bisogna appunto trovare una regolamentazione, però per come è stata portata avanti la cosa, per come è stata formata la legge, il metodo è fondamentalmente sbagliato, nel senso che appunto si deve percorrere la via dell'intesa con le confessioni e quello che sottolineava che Sragi prima, dovevamo incontrarci, avere un dialogo, e questo dialogo invece diceva è stato interrotto è mancato, esatto. Dalla Lega, dal centrodestra. No, ma assolutamente, cioè, il punto è che se ci fosse stati in questi 10 anni degli interessi, e 10 anni in cui il problema non aveva queste dimensioni, ricordiamocelo, 10-15 anni fa non avevamo questo tipo di immigrazione ingestita, che poi ha portato tutte le conseguenze che stiamo affrontando oggi. Se all'epoca il problema fosse stato affrontato con la massima trasparenza ed onestà, penso che si sarebbe potuto risolvere. Visto che siete in campagna elettorale, però a Padova c'era un centro culturale che poi di fatto era un luogo di preghiera, no? Via Anelli. Vianelli e tutta una serie di zone che avevano istituito delle moschee assolutamente irregolari hanno poi avuto come conseguenza una situazione di degrado di tutta la zona. Ora, io non voglio attribuirlo specificamente alla moschea, non sto dicendo che è un problema di causa e effetto, sto dicendo che mettere insieme delle condizioni di ambiguità e dare delle opportunità alla delinquenza che magari si cela all'interno di un gruppo di persone per bene, non è il compito di un sindaco. Bene, grazie a Federica Pietrogrande, ad Alessandro Gheno, grazie per essere stati con noi. 20:10 finisce qua, non dimenticate che ovviamente torniamo domani sera, avremo ospiti Simone Borile che è candidato per il Movimento 5 Stelle a Padova a sindaco e chi lo sa? Ah, vabbè, chi lo sa se i ricorsi, ho capito. Vabbè, anche a Padova c'è un caso Genova, l'abbiamo raccontato oggi nei telegiornali, diciamo, quindi con un possibile ricorso da parte di un candidato perdente alle comunarie. E Massimo Bettin che è segretario provinciale del Partito Democratico. Quindi questo domani sera, l'attualità su Antena 3 continua, ora c'è il telegiornale del Veneto, domani mattina non dimenticate a partire dalle 6:30 la voce del mattino. Grazie, buona serata.